Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Caldo rovente nella nostra regione, temperature in aumento, oltre i 35 gradi. Domani bollino rosso a Palermo e ci si mette pure l'alga tossica che impone il divieto di balneazione a Sferracavallo, il suggestivo borgo marinaro alle porte di Palermo. Non solo AFA, l'estate siciliana accoglie i turisti con le tariffe degli spostamenti in crescita anche del 50% e i trasporti pubblici inadeguati. Vedremo la situazione alle Eolie. Intanto torna a fare capolino il rincaro dei carburanti. Mohamed, fuggito anni fa dalla Sierra Leone, in Libia mi hanno spaccato le ossa. Non avevo i soldi per la traversata. Nella giornata mondiale del rifugiato, la comunità di Sant'Egidio dice basta a nuove tragedie di migranti in mare. Emergenza siccità, il drammatico appello degli allevatori. Subito i voucher dalla regione. Schifani convoca per le 15 la cabina di regia. L'autonomia differenziata, approvata in Parlamento, non divide solo nord e sud, destra e sinistra, ma anche i governatori meridionali. Solo la Sicilia, nel mezzogiorno d'Italia, approva una riforma considerata deleteria da tutti gli altri. I timori della CGIL, la più pesante ripercussione dell'autonomia differenziata in Sicilia sarà sulla sanità. Per questo il sindacato è sceso in piazza a Palermo insieme con il PD. Il volo, Annalisa, Ipu, Mahmood, tra i protagonisti del Catania Summer Festival. Dal 4 luglio il cartellone musicale più importante del meridione. Calcio, siciliane pronte per la campagna acquisti d'estate. Prestia, Adamo e Donnarumma potrebbero seguire Toscano a Catania. Il Trapani lavora alla conferma di Torrisi in panchina. Bentrovati, sono giorni di caldo rovente per i siciliani e i tanti turisti in giro per le città. Minos sta portando la calura africana con temperature oltre i 35 gradi e una forte cappa di afa. Francesco Aloi. Antonio, fa caldo. Uscendo da casa si entra nel Girarosso Sicilia. Eh sì, Minos sta portando il caldo africano con le temperature in salita. Oggi gran parte dell'isola è colorata dal bollino arancione. Che ieri è stata una giornata molto calda, oggi particolarmente. Come si gira con questo caldo? Con grande sofferenza. Temperature che sfiorano e addirittura superano anche i 40 gradi, con un'afa insopportabile. Così i turisti si sono attrezzati con cappellino e soprattutto bottiglietta d'acqua. Siamo abituati al nord, che ci sono temperature decisamente più calde. Oggi è l'ultimo giorno qua però in realtà, quindi magari il peggio ce lo schiviamo. Ma necessario anche un buon gelato. Sicuramente. Posto del pranzo. Il caldo investe tutti, sia chi visita la Sicilia sia chi qui ci abita. Fino a qualche giorno fa le temperature erano più miti. Quanto caldo fa? Tanto, troppo. Si resiste? Più o meno, diciamo di sì. Ma non finisce qui. Già dalle prossime ore la colonnina di mercurio dovrebbe salire ancora, con il bollino che potrebbe diventare rosso. Tra caldo, sabbia del deserto, carenze idriche e benzina che aumenta, benvenuta estate. Andare al mare con questo caldo? Non a Sferracavallo a Palermo. L'ARPA ha rilevato la presenza dell'alga tossica e dunque sono vietati i bagni agli scivoli. Ok, invece gli altri litorali del capoluogo. Marco Gullà. Doveva essere l'estate della ripresa per il mare di Sferracavallo a Palermo dopo la scorsa stagione tormentata dai divieti di balneazione a causa dei batteri fecali, ma per lo specchio d'acqua davanti agli scivoli si registra l'ennesima battuta d'arresto. Stavolta la colpa è dell'alga tossica. Nel primo monitoraggio effettuato dall'ARPA lo scorso 17 giugno è stata riscontrata una concentrazione di Ostreopsis ovata, ovvero l'alga tossica. L'ARPA ci ha comunicato che le proprie rilevazioni
ispezioni e hanno rilevato la presenza di alga tossica in località Sferacavallo davanti i famosi scivoli. Per precauzione abbiamo immediatamente messo un'ordinanza per mettere a tutela la salute pubblica. Vogliamo ricordare alla cittadinanza che l'alga tossica non ha nulla a che fare con le attività di bonifica che sono state portate avanti all'amministrazione contro gli allacci abusivi, perché gli esami della scorsa settimana sulla qualità dell'acqua confermano la bontà dell'acqua e la permanenza di valori ottimali per la stagione estiva e per la balneabilità. I sintomi per chi venisse in contatto con l'alga tossica sono febbre alta, mal di gola, tosse, nausea, congiuntivite e lacrimazione, oltre al vomito e dermatite. Non è stato riscontrato alcun valore oltre il limite, invece, negli altri tratti di costa tra Palermo e la provincia, in cui l'ARPA ha prelevato i campioni. E c'è anche il caro benzina nelle ultime ore ad accogliere i turisti in arrivo in Sicilia, insieme agli altri aumenti per gli spostamenti e ai trasporti pubblici inadeguati, con rincari negli ultimi 2 anni sul costo dei biglietti del 50%. Problemi sentiti pure alle Eolie. Da Salina, Eva Spampinato. Quando i turisti sbarcano alle isole Eolie, come alle Egadi o alle Pelagie, travolti dalla meraviglia di questi luoghi, non possono immaginare il numero di corse omesse in bassa e media stagione, le carenze dei servizi a mezzonavi e quindi la precarietà che avvolge l'intero sistema dei collegamenti marittimi e che rappresenta un grosso vincolo allo sviluppo. Qui siamo a Salina e nonostante tutto la stagione turistica promette bene, come conferma il sindaco di Santa Marina, uno dei 3 comuni dell'isola. I numeri fanno ben sperare per confermare i numeri dello scorso anno. Fino a ottobre dovremmo essere pieni comunque a cavallo di quest'estate. I turisti ci sono, ma le criticità rimangono quelle di sempre. Abbiamo avuto in quest'ultimo anno diverse volte le navi ferme per motivazioni indipendenti dalla nostra volontà, ma come conseguenze di attività giudiziarie. Viviamo però su alcuni collegamenti un aumento che negli ultimi 2 anni ha sfiorato il 50% sui costi dei biglietti. Questo, se da un lato può penalizzare il turista, ovviamente penalizza anche i residenti nella misura in cui questi aumenti vengono applicati anche alle merci che vengono trasportate, per cui noi al dettaglio abbiamo un aumento diffuso sul territorio di materie prime e di servizi che ovviamente danneggiano sia gli abitanti dell'isola sia i nostri ospiti. Alla voce del sindaco Arabbia si aggiunge quella del presidente di Federalberghi Isole Minori Sicilia, Cristian Del Bono. Nessuna risposta è arrivata dalla regione in merito alle nostre richieste su costi troppo elevati e trasporti precari. Nella giornata mondiale del rifugiato, la comunità di Sant'Egidio chiede di non restare indifferenti di fronte alle tragedie in mare e non solo. Abbiamo sentito Mohamed, fuggito dalla Sierra Leone alcuni anni fa. In Libia mi hanno spaccato le ossa perché non avevo i soldi per la traversata. Tonino De Mana. In Libia non avevo i soldi per attraversare il mare con la barca, quindi ogni giorno ero in carcere, quindi mi hanno picchiato sempre e quindi mi hanno spezzato il polso e la gamba. Le ossa rotte per arrivare in Europa. Il racconto di Mohamed, partito dalla Sierra Leone ed oggi integrato in Italia con un lavoro di cameriere a Catania, tiene viva ancora una speranza per chi affronta il Mediterraneo per scappare da guerre e carestie. Lavoro, pago le tasse, ho un contratto full time. Cosa fai? Faccio cameriere. C'è chi invece in Italia non arriva e trova la morte, triste epilogo dei cosiddetti viaggi della speranza, basti pensare a Lampedusa e Roccella Ionica. 800 vittime da gennaio ad oggi, 66.000 dal 1990, per poi raggiungere l'Europa e finire sui campi dove il caporalato uccide la dignità, per non parlare della piaga della prostituzione. In occasione della giornata mondiale del rifugiato, la comunità di Sant'Egidio rompe silenzio e indifferenza. L'uomo in mare va salvato, ma soprattutto i tragici fatti che abbiamo visto al largo delle coste calabresi dimostrano che molti di quelli che fuggono avrebbero diritto a stare in Italia. Molti ad esempio erano siriani, che è una guerra dimenticata. Allora bisogna aumentare le vie d'accesso legali in Italia e favorire anche coloro che hanno diritto per evitare morti in mare e ricreare questa rete tra chi accoglie e chi è accolto. La Chiesa accoglie e raccoglie anche le paure di chi arriva in Italia e finisce nei posti sbagliati. E quella del caporalato, come anche altre esperienze, purtroppo sono delle piaghe esistenti
violenti, ci sono anche altri tipi di sfruttamento anche di carattere per esempio sessuale, quindi i giri di prostituzione che purtroppo si consumano davanti agli occhi delle persone, ma agli occhi di una società che sembra stare in silenzio. Parola d'ordine: accoglienza e integrazione. Solo così si potranno raccontare altre storie a lieto fine, come quella di Mohamed Kabba. L'ONG Nadir ha soccorso un gommone con a bordo 47 migranti, fra i quali 3 minori. Il gruppo, trasferito su una motovedetta della Guardia Costiera, è sbarcato a Lampedusa e ha riferito di essere partito pagando $2.500. Inoltre altri 2 barchini carichi di 41 migranti sono approdati a Lampedusa. All'hotspot di Contrada Imbriacola al momento ci sono oltre 300 rifugiati. La drammatica crisi idrica in provincia di Agrigento e in tutta la Sicilia sarà al centro di una cabina di regia a Palermo convocata nel pomeriggio alle 15 dal presidente Schifani. Si discuterà anche dei voucher per il fieno destinati agli allevatori, che sono molto critici per le lentezze della politica. Davide Sardo. La Sicilia è aspirante zona rossa per la siccità, come lo sono Marocco e Algeria. Ne ha appena invocato il riconoscimento il presidente Schifani per forza maggiore e circostanze eccezionali. La mancanza di piogge e la carenza di infrastrutture provocano lo sterminio di coltivazioni con raccolti azzerati e di animali da pascolo. E ad aggravare il disastro sono anche i ritardi della politica. Gli attesi voucher del fieno per gli acquisti del necessario alimento per il bestiame sono stati definiti dagli allevatori una presa in giro, e anche ciò è all'ordine del giorno di una riunione urgente della cabina di regia per l'emergenza idrica nella provincia di Agrigento, convocata nel pomeriggio a Palazzo d'Orlean da Schifani. Gli allevatori indignati sono già in mobilitazione. Io mi metto nei panni dei colleghi delle zone interne della Sicilia, dove non hanno cosa dare né di mangiare agli animali e neanche acqua. Queste persone hanno investito fior, centinaia e centinaia di milioni, sacrifici, e ora vedono tutto perduto. E la politica ancora su queste tragedie cerca di specularci e di fare spot elettorali. Ed il Codacons Sicilia, con i propri legali, sta procedendo a diffidare tutti i sindaci dei comuni dell'isola, esortandoli ad emettere ordinanze urgenti per vietare l'uso dell'acqua potabile per riempire piscine e irrigare giardini. Domenica e lunedì ballottaggio per i sindaci di Caltanissetta e Gela. Nel capoluogo nisseno sfida tra Walter Tesauro del centrodestra e Annalisa Petitto del centrosinistra. A Gela in lizza Grazia Cosentino con il centrodestra e i moderati e Terenziano Di Stefano del fronte progressista. Gerri Italia. Mancano pochissimi giorni al ballottaggio nei 2 comuni più grossi del Nisseno. Si voterà a Caltanissetta, dove 2 sfidanti saranno Walter Tesauro del centrodestra e Annalisa Petitto, ex Dem, in campo con un progetto civico, e a Gela, dove si contenderanno la fascia di primo cittadino Grazia Cosentino a capo di una coalizione che ricomprende il centrodestra e i moderati, e Terenziano Di Stefano alla guida del fronte progressista. Nel capoluogo nisseno niente apparentamento per Walter Tesauro, nonostante gli incontri di questi giorni con il sindaco uscente del Movimento 5 Stelle Roberto Gambino, che al primo turno ha incassato quasi il 28% delle preferenze. La squadra di Tesauro rimane quella presentata al primo turno. 4 nuovi ingressi invece per Annalisa Petitto, che tra gli assessori designati aggiunge Angelo Failla, che al primo turno era tra i candidati a sindaco. Giochi fatti anche a Gela, dove gli esponenti dei 2 poli contrapposti, Grazia Cosentino e Terenziano Di Stefano, hanno rimodulato le rispettive giunte. Le new entry nella coalizione di Grazia Cosentino sono la forzista Nadia Gnoffo, il democristiano Vincenzo Cascino e Daniele Scicolone. Assieme a Grazia Cosentino correrà senza apparentamento anche l'ex meloniano Totò Scerra, che forte delle quasi 9.000 preferenze ottenute alla prima tornata rientra alla casa madre del centrodestra. Sul fronte opposto Terenziano Di Stefano inserisce Viviana Altamore e Filippo Franzone, già candidato a sindaco al primo turno. Cambio della guardia in giunta invece per gli autonomisti, con Valeria Caci che subentra a Rosario Caci. Seggi aperti domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 dalle 7 alle 15, a seguire lo spoglio che decreterà i 2 nuovi sindaci del Nisseno. L'autonomia differenziata approvata ieri in Parlamento non spacca solo nord e sud, destra e sinistra, ma anche i governatori del sud. Solo la Sicilia nel Mezzogiorno approva una riforma che invece è considerata deleteria da tutti gli altri. Manlio Viola.
L'autonomia differenziata è legge, ma invece di spaccare il nord dal sud spacca fra loro i governatori del mezzogiorno. E subito scontro fra Renato Schifani, che plaude alla riforma, e i governatori di Calabria, Campania e Puglia, che parlano invece di un'Italia a rischio, nella migliore delle ipotesi di provvedimento da migliorare, e temono che al trasferimento delle competenze non corrispondano risorse sufficienti. Un problema inesistente per la Sicilia, che come regione a statuto speciale gestisce già da decenni la maggior parte di quei servizi. Non si fidano le opposizioni, che preparano un referendum costituzionale per abrogare la legge appena approvata. Schifani non avrebbe dovuto avallare una simile riforma. Il Movimento 5 Stelle si opporrà con ogni sua forza in tutte le sedi. È il momento di scendere in piazza, di informare i cittadini e di richiedere un referendum per abrogare questa riforma che distrugge l'unità d'Italia. Difende la norma Carolina Varchi, esponente di punta di Fratelli d'Italia, che già ieri era intervenuta sottolineando come i dati mostrano che il Sud cresca già più del Nord. Nessun danno al Sud, ma al contrario la possibilità di far partire chi è più indietro oggi in un mondo, in un'Italia in cui le regioni non riescono spesso a garantire lo stesso livello di servizi. Quindi basta col terrorismo psicologico della sinistra, con l'autonomia differenziata il Sud avrà soltanto da guadagnare. Ma per capire davvero cosa accadrà bisognerà aspettare ancora mesi per vedere se sarà accettato il referendum abrogativo e, nel caso venisse respinto, per attendere i decreti attuativi e capire come verrà realmente applicata questa autonomia differenziata. Le più pesanti ripercussioni dell'autonomia differenziata in Sicilia, e il timore della CGIL, saranno sulla sanità. Per questo il sindacato è sceso in piazza oggi a Palermo insieme con il PD. Manlio Viola. Siciliani in piazza per difendere la sanità messe a rischio dalla lista di attesa, ma adesso anche dall'approvazione dell'autonomia differenziata. Bando ad ogni indugio a fianco della CGIL, il sindacato di sinistra che è sempre più lontano dagli altri e che ha organizzato la manifestazione. Scende in piazza anche il PD, condividendo i contenuti della protesta. I numeri sul fronte sanitario sono un vero bollettino di guerra, dicono i manifestanti. Lo Stato infatti si è appropriato di oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro della Sicilia, mentre sono oltre 800.000 i siciliani che ogni anno decidono di non curarsi o di farlo altrove, e 30.000 le persone in attesa di un ricovero, oltre 55.000 che aspettano una visita diagnostica. Si aggiungono poi i timori derivanti dall'autonomia differenziata, che riguardano proprio la sanità, che rischia di diventare un sistema di assistenza a 2 velocità fra nord e sud, ancor più di quanto già non lo sia. Significa minore servizi, minore assistenza sanitaria, tutto questo non lo possiamo accettare, e la cosa più grave è che ciò sta avvenendo nel totale silenzio e nella totale complicità del Presidente della Regione. Tra le adesioni alla manifestazione anche quelle di Federconsumatori Regionale e di Lega Ambiente Sicilia. A Catania una donna di 76 anni aggredita insieme con il fratello per futili motivi per l'ennesima volta dal figlio 41enne. Ha chiesto aiuto alla polizia, ha chiamato il 112, la polizia ha arrestato l'uomo per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ad Aragona, un piccolo comune dell'Agrigentino, i netturbini, che hanno lavorato per mesi senza stipendio, hanno deciso di incrociare le braccia, chiedono che gli venga restituita la dignità. Davide Sardo. Ci hanno fatto perdere la dignità, sai quando dici tu la dignità di avere la tua famiglia, la tua serenità. Fai tanto per ottenere un posto, in regola, con tanti sacrifici, visto che si sa come funziona qua, e poi ti ritrovi disperato. Non ancora risolta la vertenza legata al mancato pagamento degli arretrati mensili. Al comune di Aragona ancora in sciopero gli operatori ecologici in servizio all'azienda SEA, Servizi Ecologici Ambientali di Agrigento. Rivendicano il pagamento di 4 mensilità. Noi lavoriamo per avere uno stipendio, per pagare le nostre cose, per viverci. Ma così non si può. Io ho 2 bimbi piccoli, come le devo mantenere questi bimbi piccoli? Io non so come fare. Qua uno viene a lavorare, si alza alle 4:30 di mattina, facciamo tanti sacrifici con il sole, con la pioggia, con l'alluvione, con l'allerta meteo, ma non siamo ripagati perché noi pretendiamo lo stipendio. Gli operatori ecologici non sono stati pagati dalla SEA perché il comune di Aragona a sua volta non ha ancora versato alla SEA le somme contrattualizzate. Musica, Catania, Summer Fest, dal 4 luglio, le stelle della musica italiana e internazionale in città per il cartellone più importante del Meridione.
Il Volo, Annalisa, i Pooh, Mahmood, tra i protagonisti di un'estate all'insegna della grande musica. Desiree Ferlito. 5 cellulari nella tuta gold, baby, non richiamerò. Le grandi stelle della musica in città per un'estate esplosiva con Catania Summer Fest. Il capoluogo etneo diventa un palcoscenico importante, grandi nomi per il cartellone più prestigioso del meridione. Ciao ragazzi, io sono Ariete, ci vediamo a Villa Bellini il 27 luglio. Un bacione grande, non mancate. Ciao. Il mio cuore è con voi, ma il corpo sta qua. Un abbraccio forte a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao a tutti. Il programma degli eventi si svolgerà principalmente al Giardino Bellini, dove è stata allestita una grande arena con una capacità di oltre 5.000 posti a sedere, che sarà il cuore pulsante di Summerfest 2024. C'è tanto entusiasmo, c'è tanto desiderio di spingere il cuore oltre l'ostacolo, c'è tanto desiderio di dare risposte. Rispetto al passato sappiamo che la Villa Bellini verrà contingentata, per cui non ci saranno quelle presenze massicce che in passato creavano anche difficoltà su via Etnea per la formazione di file, perché l'85% di eventi sarà composti a sedere e quindi non ci sarà bisogno di recarsi con anticipo nel nostro giardino pubblico. Il Volo, Gigi D'Alessio, Annalisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, i Pooh sono solo alcuni degli artisti della musica che diventeranno protagonisti dell'estate a Catania. Oltre al Giardino Bellini, altri siti cittadini come Palazzo della Cultura, Galleria d'Arte Moderna e Castellursino, impreziosito dalla pedonalizzazione, saranno coinvolti nell'iniziativa, che prevede anche una prestigiosa kermesse di danza e una rassegna teatrale. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio, le siciliane verso il mercato. State con noi, vi aspettiamo. Così, insieme il calciomercato è pronto ad animare le prossime settimane di attività delle squadre siciliane. Qualche colpo è già in canna. Francesco Triolo. Il countdown adesso è per l'avvio del calciomercato, quello ufficiale, in cui potranno iniziare a vedersi i primi movimenti delle squadre siciliane e delle avversarie del girone C. Intanto per il Catania si apre un nuovo capitolo, quello targato Toscano e Faggiano. Il tecnico ha dato già alcune indicazioni al direttore sportivo sui nomi ed i profili tecnici utili al suo gioco e Faggiano farà di tutto per accontentarlo. Quel che trapela da Cesena, ultimo approdo dell'allenatore reggino, è che potrebbe non essere l'unico a compiere il tragitto verso Catania. 3 dei giocatori già con lui nella scorsa stagione, il centrale difensivo Giuseppe Prestia, gli esterni Emanuele Adamo e Daniele Donnarumma, potrebbero seguirlo. Il Catania inoltre sta cercando di chiudere anche per l'attaccante centrale Gabriele Artistico, nell'ultima stagione alla Virtus Francavilla, e poi occhio al mercato in uscita, dove saranno diversi i giocatori ad andare via. A Messina invece la conferma di Modica è arrivata attraverso le parole del tecnico pronunciate ad un tavolino di un bar, ma ancora non è stato ufficializzato dalla società. Si naviga a vista con le voci che vorrebbero Saverio Provenzano, uomo in front come direttore generale. Come direttore sportivo i nomi sono diversi: Acatino Chiavaro, Umberto Calaiò e da ultimo Maurizio Pellegrino. A Trapani appare scontata la conferma di Alfio Torrisi in panchina. Ci si muove per innesti di categoria, uno su tutti è il centrocampista della Lucchese Rizzo Pinna, sul quale c'è mezza Serie C dal Benevento a Padova e Perugia. Quindi Alessandro Martina, terzino, 23enne, cresciuto proprio nel Trapani, che poi ha girovagato un po'. L'ultima maglia indossata è stata quella dell'Ancona. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è per le 20, grazie e buon pomeriggio.